Bella raga, ciao a tutti dal comando veneziano, qualifica a dir poco disastrosa, incidente che mi ha estromesso da tutto. Paul per Pippo Massa, secondo Ralph, poi tutti gli altri. Alonso non bene ottavo, che ha 19 punti di vantaggio su di me, Schumacher ne ha 8 su di me decimo, noi ultimi, quindi tutto un po' curioso, purtroppo ho cannato completamente tutto. Vediamo le previsioni. Danno cielo sereno, perfetto. Andiamo. Andiamo ragazzi, purtroppo dopo la bella prova in Germania arriva una qualifica disastrosa all'Ungaroring, gara che non amo particolarmente. Go go go, vediamo se riusciamo a fare la rimonta, però mi rendo proprio conto che questo mondiale è nato male, sarà dura recuperare. Attenzione, attenzione fuori. Fuori Pippo, incredibile, fuori Pippo. Paul di Pippo è fuori, Paul di Pippo è fuori. Incidente di Pippo. Incredibile quanto abbiamo rimontato ragazzi, incidente di Pippo. Spaventoso Pippo all'ottavo. Questo mondiale, cioè vincere questo mondiale vorrebbe dire veramente entrare nella leggenda. Meno 19 sono tanti, meno 8 da Schumi lo stesso. Il campione in carica Kimi e il 4 volte campione Kuma in una gara che non digerisco. Comunque non si è ritirato nessuno, proprio sono andati lunghi, credo proprio Ralf, Schumacher e Pippo, i primi due, pazzesco. Tutto molto curioso al Pippo Stadium. Abbiamo Nick Heidfeld davanti e Kimi Kuma se lo supera agevolmente. Attenzione, in testa alla corsa Pedro Della Rosa. Incredibile Della Rosa di McLaren. In realtà la McLaren va bene in questo circuito, attenzione. C'è una piccola rinascita della McLaren. Attenzione, esagero, mamma mia. E siamo già quarti ragazzi, il Kuma sta risalendo la china, partivamo ultimi. Ci sta andando tutto bene dopo una qualifica a dir poco afrodisiaca. Sarebbe incredibile recuperare. Il Kuma è a caccia di Nicola, no, anzi di Mark, scusate, di Mark Webber. Attenzione, il Madonna esternazzo a dir poco devastante. You've moved down the order into P4. That's P4. You've moved up to P3. Webber, c'hai rotto i maroni, Webber. Dai ragazzi, dai. Ok, good pace. Good pace, good pace. Il Kuma è a caccia di Rubens che ha 5 secondi, ma nei primi due Della Rosa e Barrichello, c'è qualcosa di abbastanza curioso. Potrei recuperare veramente una vagonata di punti. I mondiali comandiani sono imprevedibili, non c'è nulla da fare. Mi andrebbe anche bene il terzo posto, posso dire. Andiamo Kubica molto vicino però. Abbiamo Roberto molto vicino. Robert Kubica. Ma è sempre scorbutica sta McLaren. Che poco si adatta alla classe comandiana.
I primi due sembrano veramente in fuga, purtroppo. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Mentre Alonso settimo, Michael non c'è. Michael è decimo, il piccolo Michael. Non mi sembra avere non ho il passo da prime due posizioni, ho paura, sembrano in fuga. Detto che Montoya che lascia la McLaren, vediamo un Della Rosa primo. È pazzesco, Montoya ha vinto il suo titolo, Juan Pablo Cume 2 anni fa in Williams e adesso vuole altre sfide. E Della Rosa ha una chance quasi inaccettabile. No, macchina troppo scorbutica. Yellow flag. Ma dietro di noi purtroppo. Niente, Barrichello si sta addirittura allontanando. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. No ritmo, no pass. Liuzzi ai box, Vita Antonio Liuzzi ai box. Stiamo rosicchiando qualcosina, ma troppo poco. Dai fioi. Non sto recuperando un cacchio, però. Stiamo guadagnando su Roberto, però. Un podio può essere anche buono per rosicchiare. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Stiamo rosicchiando, Beppe. Stiamo rosicchiando. Sembra che ci stiamo svegliando proprio nella parte centrale del mondiale, quella che di solito perdiamo punti. Ma stiamo zitti e stiamo buoni. Tutti zitti, tutti buoni. C'è una storia da raccontare che ci porterà lontano. Scusate, momento panico. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Serve un buon ritmo, Zio Ken, che errore che ho fatto. Sono un coglione, devo stare zitto. You've moved down the order into P4. That's P4. Questo è pesantissimo. You're down to P6. Non potevo riaprire un po' il mondiale con questo errore. È finita. Non ho parole. Okay, good job, mate. Appena Really well parlato, done. appena That was a fantastic parlato. drive. We've dropped to P22. Perdiamo altri You're in punti e basta. P22. Adesso si è veramente finita. Vaffanculo. Crisi nerissima, altro incidente, altro ultimo posto. Sai, non ho parole. Schumi Paul, grande Schumi che vola assolutamente. Sono loro due, Schumi e Alonso, che stanno lottando per il titolo.
Noi malissimo, che altro dire, dov'è Pedro, Pedrone, erano gli ultimi, ma no, un incidente con la testa a coda alla terza curva, saluti. Pedro 13esimo, McLaren, come che non c'era assento, veramente, veramente, no scorbutica, de più. Non dico che sto un po' staccando la spina, però con la testa solo al prossimo anno, che teoricamente è anche l'ultimo, il McLaren. Eccoci qua ragazzi, seconda partita consecutiva ultimi, incredibile. Il circuito turco comunque me lo ricordo poco e mi piace ancora meno. Per adesso. Questa macchina qua proprio non riesco a tenere in certi circuiti, proprio non riesco a tenere la macchina in pista. Ormai. A meno 23 e a meno 11 credo. Il mondiale è ampiamente finito, non è come il miracolo che ho fatto 2 anni fa. Anche Raikkonen è pronto ad abdicare il trono. Vediamo con Della Rosa, ma lì indietrissimo, proprio la McLaren non c'è più. Anche la costruttori, anche se siamo a fanculo Della Rosa, ma dai! Ma guarda! Vabbè, ma dai, ma adesso io voglio capire se Della Rosa è coglione o meno. Ma dai. È un Kuma che è veramente nervoso, che ha capito che un altro anno è andato, purtroppo senza vittorie. Qualche acuto come sempre, perché comunque il Kuma è sempre un bambino acuto. Ma la realtà è che un mondiale non bellissimo quest'anno, fuori Sato. Comunque la McLaren in sto circuito, anche fuori Vita Antonio. No pass, no pass. Devo riaprirlo perché potevo far bene, potevo secondo me arrivare anche secondo me in Ungheria. Invece quell'errore là, quel ritiro così mi ha stroncato veramente. Ripeto, meno 23 dal primo, meno 11 dal secondo. Veramente un disastro di proporzioni bibliche. Guarda, non la tengo. Ma grazie, meno male. Non la tengo minimamente. Ok, good pace. Grazie, Schumacher con Alonso per carità terzo, ma Michael vuole vincere il titolo. Il fantasmagorico Michael. Noi siamo 14esimi e non riesco a tenere la macchina in pista, signori. Cioè, Della Rosa ai box è il mio compagno di squadra, che ci siamo anche tamponati. Io cerco di finire la gara per non aumentare i ritiri, ovviamente. Però, situazione molto, molto disastrosa. Piove? Attenzione, piove, incredibile, piove in Turchia. Cioè, non è incredibile la pioggia in Turchia, però non me l'aspettavo. Speriamo in qualche colpo di scena, anche se qua mi supera chiunque. You've moved down into P15. Mi supera chiunque, perfino Alberts. No pass, no pass, no pass. Attenzione, cosa succede? We're in P14. Mamma mia, Barry Uccello. Ma la pista è scivolosa forse, P13. Piove abbastanza forte in certi punti, Mi scuso con Barrichello, ma proprio non me l'aspettavo. Vabbè, tanto, cioè. Ok, good pace. Carry Diciamo on with the che job you're doing. Kimi Kume ha un po' staccato la spina, ma ci sta. È una grossa delusione vedere come siamo quest'anno. Nonostante dei buoni risultati e comunque delle abbastanza vittorie. Ma troppi risultati, neanche troppi ritiri perché non sono tanti quest'anno. Ma troppe gare fuori dai punti, cioè. No good, no good. Quindi appena cerco di tirare un po' la macchina svola. Adesso sembra non piovere più. Belli, ecco, la pioggia su sto gioco è fatta in una maniera. E Formula 1 sto aspettando ovviamente, ma il problema, attenzione, client.
Sto aspettando P12, we have la patch per la P12. pioggia perché mi sono trovato a Melbourne col diluvio, tutti con le slick, una cosa inguardabile, sinceramente. You've fallen Cazzo into vuole P13, Albert? P13. Albert, dai, ma no. P12, we have P12. Cioè, se mi supera Albert vuol dire che proprio la situa è pericolosa. Basta, non proprio più, solo un secondo di pioggia. Cioè, capite cos'è questo gioco? Il problema è che siamo 12esimi. Okay, good In una pace. Carry crisi on with the job senza you're doing. fine, ahimè. Proprio non abbiamo minimamente il passo. Il Cume sta abdicando anche quest'anno in maniera un po' ingloriosa. Sicuramente la Mercalena dietro il prossimo anno ci sarà ancora Veneziano. Poi chissà. Niente, non la tengo. Non la tengo più, ragazzi. Va, caga. We're in P14. You've moved down into... You're in 17th. You've dropped into P17. Io non so che dire, non riesco a You've tenere moved la down macchina to in pista. P18. È abbastanza deprimente. Raga, Monza 13esimi, purtroppo niente di positivo. C'è da dire che, ragazzi, Alonso sta cagando addosso, a più 8, ma Schumi fa un'altra pole. Cioè, so cazzi tu, Alonso, se perdi anche sto mondiale, eh? E niente, le 13esimi vediamo di fare una gara leggermente più accettabile. Dai, raga, proviamo a salvare la faccia, anche se poi veramente sarà un periodo di merda per me, ma non ne gira una con sta macchina adesso, eh. Clutch out, we're green. Go, go, go. P12. Adesso vinciamo la gara, adesso la vinco. You're in 9th position. Tanto si chiama di rompere i coglioni da Alonso e Schumacher che stanno lottando per il titolo. Vedo che se Alonso si mangia anche sto titolo, You're in 8th place. veramente deve vergognarsi dopo che l'ha perso l'altro anno da Kimi. Il problema è che faccio fatica a tenere, sarò anche pesante, ripetitivo, ma non riesco a tenere la macchina in pista. P7 now. Perché P7. non si vede Alonso, ragazzi, eh? Alonso si sta mangiando il mondiale, l'è ufficiale. E la Ferrari vuole puntare anche ai costruttori, è ufficiale. Per il Cume è dura, un altro anno senza vittorie, ma ormai. Ma cosa fa? Sì, ma non puoi chiudermi così. P6. We have P6. Non puoi chiudermi così, però sei un animale. Perché ricordiamoci, in testa alla corsa Michael Schumacher. E che in casa voglio fare il mio. Comunque la McLaren non è soddisfatta dal rendimento di Veneziano, E neanche da quello di Kimi. Boom. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Ragazzi, Schumi in testa e Alonso non è zona punti. In questo momento Schumacher è primo nel mondiale, io non dico altro. Schumacher è a meno 8. Non ho parole. Veramente Alonso si sta ciucciando anche questo mondiale. Vediamo. You have P5. P5. Molto bene. Diamo una mano ad Alonso, andiamo a prendere Schumi, vediamo. Dai, stiamo un po' rimontando, vediamo se riusciamo a tenere la macchina in pista, sarebbe già una bella soddisfazione. Guarda che lotta davanti, molto good. Attenzione, frenatissima di Della Rosa, mamma mia. Ha spiattellato tutto, Pedrone. Pedro Almodovar, dai. Vai Marchetto, vola con tanto fiato in gola. Mamma mia.
Adesso prendiamoci della rosa. Boom, 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 boom. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on. Fourth position. You're in fourth position. Comunque da costruttori non è impossibile. Per quanto la Ferrari stia dominando anche la Alonso. Dove cazzo sta Alonso? Occhio. Dai ragazzi, dai. Mamma mia, il Cume qua fa la prodezza. Voglio almeno il podio, Le Ferrari sempre. Cioè, le Ferrari sono drogate, ragazzi. Guarda come mi chiude. Guarda che roba. Mi ha costretto all'errore. Alonso ottavo, incredibile. Mi ha costretto all'errore Button. Non te la fare, non ne gira mezza. Allora, non rompere i maroni. Ultra fuori per un incidente alla parabolica. Ho buttato via un podio sicuro. Perché sono a pippa. Vediamo almeno di finire la gara, grazie. Non vorrei finire questa stagione onestamente perché sono delusissimo. Sono sincero, dopo Hockenheim credevo in un'ennesima rimonta come indiana, ma non è sempre Natale purtroppo. Qua fa una gran cosa il Cume. Alonso è in una difficoltà atrocissima. Sta perdendo la leadership del mondiale, era stra in fuga. Non ne sta azzeccando, più mezza. No, devo lottare per la costruttori, ma sono un pirlotto, purtroppo. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Il Cume è di nuovo a caccia. Benvenuti nella pittoresca Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco. Attenzione. Problemi per fisico e della rosa. Fisichella ha rotto i coglioni. Fisichella ha rotto i maroni. Un Cume arrabbiato, un Cume nervoso, un Cume forse inappropriato a questo finale di mondiale. Della rosa che non azzecca una staccata. Va. Alonso ne approfitta dello scontro con fisico. Ma ragazzi, ve lo giuro, per tenere sta macchina devo fare no numeri di più. Sto rischiando il ritiro che qua non la sento più la macchina. È crollata a livello di prestazioni di stabilità. Purtroppo. You have P5, P5. Guarda. No, ma a un certo punto non la riesco più a tenere. Cioè non c'è verso. Capisco che perché della rosa fa fatica. È pazzesco, Devi avere un po' di pazienza. Il prossimo anno la McLaren promette una macchina migliore.
Schumacher se ne sta approfittando in maniera incredibile. Invece se Schumacher vince il quarto titolo mi piglia. Il Come vuole tentare ancora il podio, non è impossibile, siamo a metà gara. Attenzione una bandiera, attenzione bandiera gialla, ma stavolta forse davanti a noi se non è un doppiato. No, è Scott. È Scott Speed, purtroppo. Yellow flag, yellow flag. Good pace. Carry on with the job you're doing. Il Come a caccia di Jarno. Nella rosa sesta qualche punticino per la costruttori possiamo pigliarlo forse. A questo mondiale ricordiamo che ci sarà un flashback comendiano con la stagione 88 e 89 dove non c'è il Come ovviamente. E andiamo a impersonificare un pilota reale. No, guarda. Cioè, è pazzesco, cioè, capite che è impossibile? È impossibile. Boom. Just 3 laps to go now. Bello, intanto siamo arrivati che mancano solo 3 giri. Nelle ultime gare ho fatto pochissimi chilometri. No, vedete, 3 ritiri consecutivi no, cazzo. Che mondiale del cacchio. E nonostante tutto non sono ancora matematicamente fuori, nonostante è chiaro che non lo posso vincere. Guarda, basta. Guarda. È pazzesco. You've dropped. We've dropped to 11. We've dropped down into P12. Pazzesco. No. Guarda. Non lo tengo. Arriva a un certo punto che non la tengo perché due coglioni però. You've fallen into P4. You've moved down into P. You're down into P6. You're in. Ho bloccato sulla You're sabbia che falling il down the field. porco. That's P19. Disastro assoluto. Ecco, buttato via punti importanti. Guarda. Andiamo ad avere qualche problema. È partito qualcosa, ragazzi, perché la tank è una stagione a dir poco vergognosa. Ma la macchina non mi ha aiutato. Dopo Hockenheim veramente il disastro più totale. E Schumacher, ragazzi, può vincere il titolo a mio parere. Sono abbastanza convinto di questo. Paolo, non sentire l'audio orrendo giocare così. Aspetta, vediamo se. Battery low. Please charge. Niente. Batteria scarica, zio Ken. Che bello. Abbiamo ancora un giro da fare con una macchina mezza morta. E un 20° posto che veramente sa di resa per una stagione disastrosa. Dopo Hockenheim l'avevamo un attimo ripresa, meno 19 tra virgolette.
ma adesso è baratro più totale. La McLaren ha già detto che probabilmente ci sarà. È finita quindi? No, ancora no. Sì, finita. Vince Michael. Ah no, i coglioni, ma perché addirittura sto rischiando il doppiaggio, non ci credo. Non ho finito io, attenzione. Ho ancora un laps, teoricamente. Chiamaro finale, ragazzi, per un 4 volte campione. Guarda. Se non sta in pista in nessun modo, sta stronza. Chiamaro finale. Mi piace dire Chiamaro finale. C'è Amaro Lucano e Amaro finale. E questa è la citazione Chiamaro finale di Nando Martellini in Italia e Germania 4-3 sul 2-1 per la Germania, dove dopo abbiamo preso gol all'ultimo secondo da Schlenninger e dopo la Germania addirittura va sul 2-1, ma durerà poco il vantaggio per i teutonici. Veramente un come comunque saluta il suo pubblico, perché tanti italiani amano Veneziano, però sta avventura in McLaren non sta veramente andando bene, purtroppo. È proprio un amaro finale. Senza audio mi dispiace, non so se lo prendete l'audio registrato e non lo sento solo io, non lo so, sono cose troppo difficili per il Cume. Chiudiamo 20esimi, fuori da tutto, con l'amaro in bocca, perché potevamo fare tanti bei punti, invece 2 ritiri e un misero 20esimo posto. Eccoci qua. Ragazzi, mondiale incredibile, noi siamo fuori da tutto, siamo addirittura quarti, non prendiamo punti da 3 gare, pazzesco, e se la giocano Michael e Fernando, che adesso Schumi supera Alonso 91-90, Alonso sta rischiando di perdere un altro mondiale così, e nella costruttore ormai la Ferrari è quasi campione. Alonso che più vittorie, ma non bastano, Schumi più costante, pazzesco. La Renault domina le vittorie con 5, la non domina un cazzo, noi siamo 5-5. Nelle pole Ferrari super, noi siamo messi bene sia come pole come vittoria, ma siamo così indietro per i troppe gare senza punti, 4 ritiri e altre 3 mi sembrano da punti su 15 gare. È un disastro. Raga, un saluto del comandante veneziano, noi salutiamo il mondiale veramente con prestazioni disastrose. Ciao!